Dimenticatevi la classica gricia. Io ci metto la ricotta, carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe. Sono tutti figli della stessa mamma. Quanto è bella Roma! E il Lazio. Probabilmente la cacio e pepe è la mamma di tutte le altre preparazioni che conosciamo, ma proprio perché la mamma possiamo provocare, e negli anni questa mamma avrà avuto dei figli, i figli avranno avuto altri figli e quindi è diventata nonna. Per noi la gricia oggi diventa altro. Ovviamente per la gricia non può mancare la pasta, il guanciale, il pepe, il pecorino. Noi aggiungiamo la ricotta. Ricotta buona qualità, un pizzichino di sale. Ogni 100 g di ricotta, 25 g di albume. Passiamo al mini primer e facciamo una crema setacciata, sottile, 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 per poi cuocerla al forno. Da qui faremo una preparazione stranissima. Venite con me. Goccino d'olio, pellicola alimentare, così. Tagliamo a metà. Mettiamo la ricotta. Facciamo circa 50 grammi di crema di ricotta. Ne facciamo 2 e avvolgiamo. Creiamo una nuvoletta alla quale toglieremo l'aria, così, e avvolgiamo. Pronto così. 10 minuti a vapore a 90 gradi. 1 e 1, 2. E nel mentre altre cose. Adesso ci servono 2 belle sfoglie di pasta. Questa è la mia special: tuorlo, uovo intero, grano duro e grano tenero. Stendiamo la pasta, faremo dei quadrati 10x10, come sempre sottile, e via al taglio. Facciamo i nostri quadri, via così. Le sfoglie sono pronte, andiamo a preparare la salsa. Partiamo dal guanciale, meglio ancora se leggermente affumicato. Facciamo dei cubettini piccolini, per 2 porzioni, bastano 30 grammi di guanciale. Andiamolo a tostare. Filo d'olio per aiutare il guanciale a sciogliersi, però mi raccomando, non facciamolo friggere eccessivamente. Portiamolo a temperatura. L'olio non è un ingrediente fondamentale di questa ricetta, ma bensì il grasso del guanciale. L'olio ci servirà semplicemente per agevolare la fusione del grasso stesso. Quando il guanciale si apre un po' come un popcorn, è pronto. Tiriamo su e teniamo al caldo. Declassiamo con l'acqua. 50 grammi d'acqua per questa ricetta va benissimo. Porteremo tutto a 50 grammi nuovamente, aggiungiamo 25 grammi di pecorino e portiamo il tutto a 60 gradi. Si emulsiona ed è pronta la nostra salsa. Mi raccomando, mantenete la temperatura. Ecco qua la nostra fonduta calda. Anziché un pepe macinato, preferisco della mignonette fatta a coltello con del pepe leggermente tostato. Così. In questa maniera, quando avremo da masticare il pepe, sarà ancora più piacevole. 1 minuto di cottura, non di più. Le sfoglie sono sottilissime, acqua che bolle, non eccessivamente. Via. Ne mettiamo una fetta in più, non si sa mai. Un goccino d'acqua di cottura e un filo d'olio d'oliva. Pronti, tiriamo su. Giusto un giro nell'acqua e nell'olio. Le nuvolette sono pronte. Delicatamente le apriamo. Caldi, 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 li appoggiamo qua sotto. Questa, quando l'ho inventata, l'ho chiamata ricotta, perché la ricotta l'abbiamo cotta 2 volte. Adagiamo delicatamente, chiamiamolo così, l'ovetto di ricotta. Una bella sfoglia di pasta, la nostra salsa di pecorino, pepe e grasso di guanciale. Il guanciale un po' attorno, un po' a terra. Mi raccomando, mantenetelo caldo. E poi non ve lo fate mancare. Una bella grattata ancora di pecorino, come se piovesse. E se proprio volete, un etereo germoglio di prezzemolo o cerfoglio. Mi raccomando, fate i bravi.